Amici di Magazzè, buon pomeriggio. Oggi per la rubrica Tradizione e Folklore ci troviamo a Cammarata, un paesino dell'entroterra sicuro in provincia di Agrigento, di circa 6.000 abitanti, ricco di tradizioni che si ripetono ancora oggi. Tradizioni che, come sapete, nelle grandi città vanno sempre più scomparendo. Per parlarvi di una tradizione che ci appassiona molto, i vicchierieddi di San Giuseppe. Cosa sono i vicchierieddi di San Giuseppe? Fin dai tempi antichi e ancora oggi, tutti coloro che si rivolgono al santo della provvidenza per antonomasia, per ricevere una grazia particolare, promettevano al santo, una volta ricevuta la grazia, di preparare dei piatti particolari di tutte le pietanze varie del paese e del pane di San Giuseppe, per darlo poi, per dividerlo poi ai poveri del quartiere. Oggi chiaramente sono dei fedeli coloro che partecipano alla tavolata di San Giuseppe e per iniziare il nostro servizio parliamo dell'elemento principale che è il pane della tavola di San Giuseppe, e non potevamo scegliere che un panificio di nome San Giuseppe nella zona alta del paese, vicino alla chiesa di San Giuseppe, nella zona Santa Maria, il panificio del signor Giacomo Zimbardo. Ma andiamo a trovare anche coloro che si stanno adoperando nel realizzare il pane di San Giuseppe. Seguitemi. Ci troviamo, come potete vedere dall'immagine, nel laboratorio del signor Giacomo Zimbardo, dove si sta lavorando il pane di San Giuseppe. Ma come potete vedere qua dentro Amaida, giusto? Sì. Allora, ragazzi, ci spiega come si impasta il pane di San Giuseppe? Ma si impasta, si prende la farina, poi ci mette l'acqua, il sale, il lievito crescente addirittura prima, perché ora c'è il lievito, ma prima c'era il crescente. E si lavora a mano, giusto? Si lavora a mano e poi... E dopodiché, dopo che viene impastato, dove lo passiamo per lavorarlo? Scanatoio. Ah, scanatoio. Questa è l'antica impastatrice. L'antica impastatrice. Questo era per venire fino al pane. Ah, per venire ancora lavorato meglio. Allora, questa operazione quanto durava? Fino a quando, signora Grazia? Lui è bello lavorato. Che era bello filo, insomma. Ah, fin quando non è lavorato? Aveva essere bello materiale. E quindi c'era sempre una persona come la signora qui sempre a schiacciare sempre il pane. Allora noi abbiamo visto la lavorazione del pane come avveniva una volta, non c'erano i mezzi moderni di oggi, giusto? Ora ti faccio vedere. Quindi passiamo ora sul tavolo, noi lo mettiamo sul tavolo di acciaio per evitare magari ormai, e iniziamo la lavorazione che stanno facendo. La lavorazione vera e propria del pane di San Giuseppe, di tutto quello che concerne poi la lavorazione, lavare le corone, tutto, i fiorellini, ma questo lo parliamo direttamente con loro. Allora signora, Sì. Signora, lei cosa sta facendo? Stai facendo la forma della cultura di San Giuseppe. A forma della corona di San Giuseppe. Allora Giacomo, abbiamo visto la lavorazione del pane di San Giuseppe anticamente, quando non c'erano questi mezzi che aiutano l'uomo, invece ora è molto più facile, no? Molto più facile, effettivamente tutto è cambiato, perché loro per fare il quantitativo di pane che stiamo facendo noi avevano bisogno almeno di 2 giorni, noi ora lo facciamo in 2-3 ore, già si fa. Che effettivamente allora dovevano impastarlo a mano, lo mettevano su tutta quella lavorazione che hai visto, scanature e tutto, poi lo mettevano lì e tu dovevano lievitare. Invece ora noi con questa lavorazione, come vedi tu, queste sono 2 braccia, le braccia meccaniche, 2 braccia meccaniche che girano e viene impastato, effettivamente viene molto facilitato e tutto. certo ci accorcia il lavoro. È una pasta sempre dura, perché effettivamente per essere lavorato il pane San Giuseppe deve essere abbastanza duro, perché se no, essendo morbido, non si può lavorare, non si possono fare i fiorellini e tutta la lavorazione che si fa. Allora Giacomo, il pane di San Giuseppe, dicevamo, dopo una volta che viene lavorato viene messo a lievitare, giusto? Viene messo a lievitare, una volta, come ti dicevo, veniva messo olietto, si diceva, sia perché dormiva tanto prima di svegliarsi e si diceva proprio così, o lo si metteva addirittura sopra il letto, sotto il letto. Allora cos'è questa? Questa è la Madonna. È la corona della Madonna. La corona della Madonna. Invece quella accanto? Questo è Sagnachino, perché siccome sono 5, uno è Gesù, Maria e Giuseppe. Ce n'è un'altra Questa signora che sta facendo i vicchiarieti, che farà mangiare i vicchiarieti, ha una promessa, anziché 3 vicchiarieti, 5 vicchiarieti. Che i vicchiarieti variano da 3 a 13, al centro tavola. Perché di solito i vicchiarieti, sono documentati, sono 2 tavole, uno per il pane e uno dove mangiano i vicchiarieti. E chi sta venendo messo che mangiano i vicchiarieti.
Ah, ho capito. Giacomo, di solito ogni anno quanto più pane di San Giuseppe viene fatto per poi essere diviso fra le varie chiese, chi fa il pane poi per Questi essere sono ricevute? questi che stiamo facendo oggi. Ora dobbiamo vedere la signora che è una promessa, è una signora che fa 5 bicchieriere e basta lei un 35 kg di farina. Poi domani faremo il pane per la messa qui della festa di San Giuseppe. Giacomo, a quanto pare il pane è lievitato, giusto? Infatti lo vediamo un pochettino più gonfio di poco fa. Sì, infatti è passato già circa 2 ore e mezzo, il pane si è lievitato e iniziamo la seconda parte di lavorazione. Infatti ora si ci passa dell'uovo sopra per fare prendere un colore particolare. Più che altro non è che sia essenziale per mantenerlo soffice o per avere un gusto particolare, ma è proprio per una decorazione. Infatti si passa l'uovo che si prende un colore rossiccio e si mette su del sesamo che si attacca più facilmente. Il pane è messo tutto qui per raffreddarsi, vero? Sì. Quindi già da domani e da sabato, che sabato sono i bicchieri, va a finire nelle tavole di coloro che hanno fatto la promissione a San Giuseppe. E va bene, con questa immagine, con il pane nel forno e il pane di San Giuseppe con questo servizio, noi ringraziamo te Giacomo per la gentile collaborazione e un arrivederci a presto. Grazie, vi ringraziamo veramente. Abbiamo visto la lavorazione del pane San Giuseppe al panificio Zimbardo Giacomo, ma ora siamo venuti a visitare una tavolata di San Giuseppe per farvi vedere come è composto tutto quel lavoro che è stato fatto lì al panificio, qui direttamente in una famiglia che ha fatto i bicchieri della tavolata di San Giuseppe. Entriamo. Maria La Rosa, Giuseppe Logiglio, datemi aiuto, conforto e consiglio. Se consiglio me ne volete dare, Maria e Giuseppe non mi abbandonare. Questo bambino che avete in braccio, concedetemi la grazia e a grazia che io urria e di salvarmi l'anima mia. Santo Sepuzzo, voi siete lo padre, voi siete vergine come la madre, Maria La Rosa, Giuseppe Logiglio, datemi aiuto, riparo e consiglio. Se consiglio mi volete dare, Santo Sepuzzo mi abbandonate. I bicchieri verranno a mezzogiorno a pranzare. pranzare. Si metteranno in questo tavolo dove ci sarà quello che fa San Giuseppe, il bambinello. Bene, allora noi continuiamo la nostra ripresa della tavola, questa è la tavola con il centro tavola, diceva poco fa la signora. Il centro tavola con fiori, poi le varie corone con le arance sopra e il simbolo questo della tavola, le caraffe con l'acqua e il vino. Intanto vediamo se ci può dire magari qualche piatto particolare magari. Che so, per esempio, il piatto tipico di San Giuseppe penso siano le cassatelle ripiene di ricotta, poi, il tronco di cioccolato. Che sarebbe quello là? Sì. Perché anticamente non c'era la carne, forse si puntava di più sul sulle pesce verdure. E sulle verdure, vero? Sì. Ora ormai c'è tutto, non manca quasi niente. Poi un altro piatto qua vedo, cosa sono questi? Carciofi farciti di formaggio, torta salata, arancini, poi insalata di riso, insalata russa. Sì, una volta si il pesce, quindi a che ora iniziano? Che ora iniziano i bicchieri? Intorno alle 12:30 verranno questi vecchierelli cosiddetti, verranno a pranzare, divideremo tutto quello che è sulla tavola a loro. Perché il voto una volta era, se riceveva la grazia, poi divideva tutto questo ai poveri del quartiere. Siccome oggi come oggi non esiste più questo. Oggi ne sono di meno, quindi sono dei fedeli che vengono a pranzare. E quello che rimane invece? Quello che rimane viene diviso tra queste 5 persone che vengono a queste 5 pranzare. persone. Sì, quello che è sulla tavola va diviso a loro. Le infinite volte che mi verrai a cercare nelle mie stanze vuote, inestimabile e inafferrabile la tua assenza che mi appartiene. Siamo indivisibili, siamo uguali e fragili, siamo già così